Carissimi amici, buongiorno. Naturalmente vi starete chiedendo, ma il nostro cabarettista un pariapoco in questo momento dove si trova? Ebbene sì, carissimi amici, stamattina ci troviamo sulla via 1° Settembre ed ho il piacere e l'onore di intervistare una persona per me speciale, un padre che mi ha visto crescere da quando ero piccolo, esattamente dal 1980. Ho qui con me il maestro della tappezzeria, signor Luigi D'Amico. Signor Luigi D'Amico, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, grazie. Allora, signor Luigi, chi era ieri Luigi D'Amico e chi è oggi Luigi D'Amico? Luigi D'Amico era ieri come sono oggi, non è cambiato nulla. Due cose fondamentali, la sincerità, la trasparenza e l'onestà. E quindi questo è un altro modo di stare bene con me stesso e con tutti. Perfetto, signor D'Amico. Ascolti, le faccio adesso una domanda un po' particolare. Cosa rappresenta per lei la città di Messina? La città di Messina per me è la più bella città che esiste in Italia perché conosco tutta l'Italia. E ci sono molte lacune ovviamente, ci sono delle problematiche quotidiane che ovviamente non si rispettano più. Il cittadino è abbandonato a se stesso e quindi dobbiamo trovare la via giusta per andare avanti in un modo migliore. Perfetto, signor D'Amico. Adesso le faccio una domanda, parliamo dei giovani. Sappiamo benissimo che oggi tanti giovani lasciano la propria città Messina, lasciano la propria terra, lasciano questa bellissima terra, la Sicilia, per andare a trovare lavoro in altre terre. Lei che è un padre, cosa dice a questi giovani? Di lasciare la città o di andare a trovare lavoro altrove? Diciamo che il sistema italiano ormai da tanto tempo è sbagliato e quindi hanno preso l'ottica dei giovani, che cosa significa un giovane che gira per la città a non fare nulla e quindi va incontro a incontri sbagliati come la droga e tutto il resto. Quindi che cosa manca? Manca un discorso fondamentale che lo Stato ci ha abbandonati a noi stessi, manca la formazione professionale laddove i giovani si potrebbe impegnare quotidianamente e a lungo termine, a lungo tempo, ha un riscontro positivo di cui comincia a capire qualche cosa, perché i giovani di oggi di un'intelligenza straordinaria, che sono pronti alla vita e vorrebbero fare tante cose, ma purtroppo non hanno la possibilità di fare nulla, perché non c'è nulla. Perfetto, allora chiudiamo con una domanda semplicissima. Cosa vorrebbe fare da grande? Io da grande in atto ancora oggi lavoro per dare la gioia ai miei figli e a me stesso. E l'unica chance e la gioia della persona anziana sarebbe quello stare accanto ai propri nipoti, con tanto amore e con tanta gioia. Ok, allora carissimi amici, intanto io chiudo questa mia intervista abbracciando naturalmente il signor Luigi D'Amico, che le voglio bene come se fosse mio padre. Da Luigi D'Amico e dal sottoscritto è tutto, noi restituiamo la linea allo studio.